È stato il protagonista del terzo convegno del Parlamento della Legalità Internazionale nel Salone dell'Arcivescovado di Monreale. Parliamo di Alfonso Guadagnino, 12 anni, alunno dell'Istituto Comprensivo Giovanni Verga di Canicattì. Il ragazzino, accompagnato dai genitori, al termine del suo intervento ha ricevuto tanti riconoscimenti e un forte applauso della platea per le parole pronunciate nel suo intervento, soprattutto quando ha ricordato gli esempi di Falcone Borsellino, Rosario Livatino e Biagio Conte. Alfonso è un ragazzino che parla di bisogno di legalità e di quanto importante sia un comportamento corretto da tenere sempre nel rispetto delle regole secondo l'insegnamento di Niccolò Mannino. Sono arrivati da tutta Italia per dire no alla cultura della violenza. Lungo l'elenco delle autorità presenti, con in primo luogo gli alti ufficiali delle forze dell'ordine e dell'esercito. Ed è stato il generale di corpo d'armata Tota a regalare al giovane relatore Alfonso il proprio distintivo. Tra gli attestati di riconoscimento quello dell'arcivescovo di Monreale, guida spirituale del movimento creato da Niccolò Mannino, Monsignor Michele Pennisi, e del Parlamento della Legalità. Un attestato, quest'ultimo, con un titolo significativo, il dolce volto della legalità. Parole di elogio per il piccolo studente di Canicattì anche da parte dell'assessore regionale all'istruzione e formazione Roberto Ragalla. La commozione sul volto dei genitori di Alfonso Guadagnino, in particolare della mamma Sonia, è la testimonianza che quello di Monreale è stato un appuntamento che ha fatto la differenza. Sono felice ed orgogliosa di mio figlio, ha detto la signora Sonia, e ringrazio ancora il Presidente del Parlamento della Legalità, Niccolò Mannino, per l'iniziativa che aiuta i ragazzi a crescere con sani valori. Il prossimo 15 settembre a Ravanusa il Parlamento della Legalità Internazionale e il sindaco D'Angelo ricorderanno Don Pino Puglisi.